Una buona giornata, buon sabato, ben ritrovati. Eccoci in diretta con la prima edizione di Antenna 3 con tanta cronaca anche oggi e tanti approfondimenti dal territorio. Andiamo subito sull'home page del Gazzettino per quella che è una delle notizie purtroppo del giorno. La morte, l'ennesimo lutto che colpisce casa Cecchettin, la morte di Carla Gatto, nonna di Giulia, il ricovero, poi il malore, una scomparsa improvvisa, quella della mamma di Gino Cecchettin e nonna, come detto, della giovane studentessa di Vigonovo assassinata da Filippo Turetta. Nonna Carla, che avevamo imparato anche noi a conoscere perché è sempre presente al processo e in tutta la vicenda riguardante Giulia, nel sostenere il figlio Gino Cecchettin e anche naturalmente nell'esprimere il suo grandissimo dolore per la perdita dell'amatissima nipote. Allora ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Chiara Gaiani e con Francesco Ratai, che si trovano a Vigonovo, dove naturalmente si respira un'aria di profonda tristezza per questa ennesima lutto, come detto, che colpisce la famiglia Cecchettin. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, lo dicevi bene, c'è un'atmosfera molto pesante nonostante questa splendida giornata di sole a Vigonovo, ma anche a Saonara, che sono due comunità che hanno vissuto insieme la tragedia della perdita di Giulia Cecchettin. La casa di Gino, che vedete alle mie spalle, porta anche i segni del dolore, non c'è in questo momento. E che cosa è accaduto? Il malore per Carla Gatto, questa signora bella, solare, che davvero tutti noi abbiamo imparato a conoscere. È accaduto nella giornata di giovedì. Lei, a quanto abbiamo appreso, si trovava in stazione a Rovigo perché la signora, 76 anni, era originaria della Polesine e lì viveva. Un malore che ha costretto i sanitari ad un trasporto in elicottero all'ospedale di Verona. A quello che abbiamo potuto apprendere, un malore di tipo cardiaco. In ospedale a Verona la signora è stata sottoposta ad un lunghissimo intervento chirurgico durato 12 ore, al termine del quale i sanitari avevano detto a Gino e al fratello che davvero le speranze erano molto poche, e infatti nel pomeriggio di ieri purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Nel giorno di San Valentino e nel giorno in cui tra l'altro il figlio le ha dedicato, come insomma ci ha abituato, con la leggerezza, con anche proprio la grazia che accompagna la famiglia Cecchettin, Gino aveva scritto un post per la mamma chiedendole di non smettere di lottare e pubblicando anche le parole di Simone Cristicchi della canzone che sta portando in questi giorni a Sanremo, Quando sarai piccola, che è accompagnata da questa splendida immagine del figlio che tiene proprio tra le sue braccia la mamma. Chi era Carla Gatto? Era sicuramente, al di là insomma del momento che noi abbiamo vissuto insieme con lei in questo anno e mezzo di tristezza, era però una persona molto solare, era una persona innamorata dell'arte, era una pittrice, era una scrittrice che aveva trovato anche il coraggio di dedicare un libro, il libro che aveva iniziato a scrivere durante il Covid per poi portarlo a compimento l'anno scorso alla nipote Giulia, il libro dal titolo Con lo zaino in spalla. L'hai detto tu, Lina, durante il processo a Filippo Turetta era sempre stata in aula a fianco del figlio, era presente, aveva espresso in varie occasioni il grandissimo dolore della famiglia, che neppure una sentenza come quella dell'ergastolo ovviamente aveva potuto lenire. E allora io ti lascerei proprio alle parole, all'ultima intervista raccolta dal collega Christian Arboit, proprio quel 3 dicembre, nel giorno in cui Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è stato condannato all'ergastolo. Christian aveva incrociato la signora proprio mentre stava per lasciare Venezia e le aveva chiesto quale fosse il suo stato d'animo. Quindi io vi lascio all'intervista raccolta dal collega Christian Arboit. Ringrazio Francesco Ratai per la collaborazione tecnica. Da Vigonovo poi la linea può tornare allo studio. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo
con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto Ma di questo. per noi È impossibile. per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. Queste le ultime parole che ci aveva consegnato Carla Gatto. Noi andiamo avanti adesso con la cronaca giudiziaria, perché la Procura di Venezia ha chiuso le indagini sull'inchiesta Palude, confermando le accuse di corruzione in concorso per il sindaco Brugnaro, i suoi collaboratori Cerone Donadini e il magnate di Singapore Kwong. Ora la parola passa naturalmente alle difese, che hanno 20 giorni di tempo per replicare. Le indagini dell'inchiesta Palude sono ufficialmente chiuse e la Procura ha confermato, tra le altre, l'accusa di concorso in corruzione al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ai suoi capo e vicecapo di gabinetto Morris Cerone e Derek Donadini, all'imprenditore di Singapore Chin Kiat Kwong. Chiusa l'indagine, si attendono nei prossimi 20 giorni le repliche delle difese. Questo filone dell'inchiesta ruota attorno alla trattativa di vendita dell'area dei Pili, 41 ettari tra San Giuliano e Porto Marghera, accanto al Ponte della Libertà, acquistati nel 2005 da Brugnaro, allora semplice imprenditore, come unico partecipante di un'asta del demanio per circa 5 milioni di euro e offerti poi al magnate di Singapore per 150 milioni. Un aumento di prezzo che, secondo l'accusa, andava a remunerare la promessa dei pubblici ufficiali di adozione dei provvedimenti edilizi e varianti urbanistiche, in particolare la promessa di raddoppio dell'indice di edificabilità dell'area, con interventi anche di carattere commerciale che avrebbero grandemente elevato il valore dell'area, consentendo alla società di Ching, realizzatrice dell'intervento, di ricavare circa 1,5 miliardi di euro. Sempre secondo l'accusa, Ching è stato allettato durante la trattativa dalla vendita di un immobile pubblico, Palazzo Papadopoli, ex sede della polizia locale, il cui prezzo è sceso da 14 a 10.800.000 euro. Brugnaro è stato eletto per la prima volta sindaco nel 2015 e dal 2017 la sua holding di imprese Porta di Venezia, che detiene anche la proprietà dei Pili, è in blind trust. Ora la parola passa alle difese. E dalla Procura di Venezia a quella di Treviso, con il crack di Veneto Banca c'è un nuovo capitolo, 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate proprio dalla Procura. Ci sono ancora una volta Consoli e Trinca, gli ex vertici della Banca Popolare. L'accusa è di bancarotta fraudolenta aggravata. Le indagini sono concluse a tutti gli effetti e l'ufficio ha esercitato l'azione penale nei confronti di 10 degli amministratori. E sono infatti 10 le richieste di rinvio a giudizio formulate dalla Procura trevigiana con l'accusa di bancarotta fraudolenta aggravata, e tra i nomi ci sono ancora l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli, più volte descritto come l'uomo solo al comando, e l'ex presidente Flavio Trinca, due le posizioni minori di cui è stata chiesta invece l'archiviazione. Si tratta del terzo filone della maxi inchiesta sul crack di Veneto Banca. Il primo, centrato sul reato di ostacolo alla vigilanza, è arrivato in Cassazione. Il secondo, quello sui reati di truffa, è finito su un binario morto causa prescrizione a fine 2023. Spauracchio quello della prescrizione, che non dovrebbe ripetersi stavolta. La bancarotta fraudolenta infatti è aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità, così come previsto dalla legge fallimentare, tutt'altro che un dettaglio. La contestazione di questa aggravante porta il massimo della pena edittale da 10 a 15 anni e porta anche i termini di prescrizione da 10 anni a 15, che con la interruzione si alzano di un ulteriore quarto, e quindi, a mio parere, pone questo processo al riparo dal rischio prescrizione. La bancarotta fraudolenta è stata quantificata in 320 milioni di euro e a provocarla sarebbe stata l'erogazione di prestiti senza garanzie a soggetti definiti amici. Quanto all'udienza preliminare, dovrebbe tenersi entro la primavera. Lì si capiranno due cose: la prima, se saranno richiesti e concessi riti alternativi; la seconda, la costituzione di parte civile. Vista la tipologia di reato, non sarà possibile per i risparmiatori truffati, che però potrebbero rivalersi sulla figura del liquidatore. Se il liquidatore recupera dei soldi con la soluzione di parte civile, questi vanno a far parte dell'attivo
E nell'attivo poi c'è la ripartizione fra i vari creditori in base anche alle regole di priorità che ci sono nelle ripartizioni degli attivi fallimentari. La parola passa dunque al giudice per l'udienza preliminare. Faldoni su faldoni, frutto di un lavoro meticoloso portato avanti senza soluzione di continuità dal PM Massimo De Bortoli, ormai prossimo a ricoprire l'incarico di procuratore a Belluno. Uno sforzo titanico a fronte di risorse magre, magrissime. Questa procura è decisamente sottodimensionata rispetto al carico di lavoro che un territorio come quello della provincia di Treviso produce. Quindi lei continua a chiedere più rimborsi? Continuo a chiederlo, ma ormai le speranze sono basse. Ci sono le aspettative del procuratore Martani, ma poi ci sono le aspettative in questo caso specifico dei risparmiatori di Veneto Banca. Il nostro Cristian Arboit ha raccolto il punto di vista dell'avvocato Luigi Fadalti di Treviso, che segue proprio i risparmiatori che non mollano. Ieri la richiesta di rinvio a giudizio per 10 amministratori di Veneto Banca, qui con me l'avvocato Luigi Fadalti, che rappresenta e ha rappresentato le parti civili nei precedenti processi sempre a carico di Veneto Banca e dei suoi amministratori. Avvocato Fadalti, una sua prima reazione a queste 10 richieste di rinvio a giudizio? Beh, vi è un'evidente soddisfazione perché risponde ad un'esigenza di giustizia che non temo sarà soddisfatta dal Tribunale di Treviso. Quindi stavolta c'è fiducia e non c'è il rischio che questo processo finisca su un binario morto, quello della prescrizione? Ma veramente c'è sempre stata fiducia. Io devo dare atto al Tribunale, alla Procura prima e al Tribunale poi, di aver gestito con competenza una situazione oggettivamente molto difficile, quindi non vi è mai stata sfiducia. Senta avvocato, come si arriva a questo terzo filone, come si arriva a questa accusa di bancarotta fraudolenta aggravata? Questo il capo di imputazione, lo ricordiamo. Qui va chiarito un punto importante che riguarda i commissari giudiziali. La contestazione del reato fallimentare dipende dalla dichiarazione dello stato di insolvenza pronunziata ormai quasi 8 anni addietro al Tribunale di Treviso. Quella dichiarazione pervenne su richiesta del procuratore della Repubblica, da me e dai miei assistiti sollecitato. In quell'occasione i commissari giudiziali si opposero, e questo è motivo di riflessione, alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Quindi diciamo che il vostro ruolo è stato decisivo. Il nostro ruolo è stato decisivo nell'attivare la Procura della Repubblica, poi l'azione è stata nelle mani del Procuratore della Repubblica che si è mosso in modo coerente e capace. E senta avvocato, in questo terzo filone che ruolo e che peso potranno avere i risparmiatori truffati? Allora, l'esercizio dell'azione civile, ovvero la costituzione di parte civile, è per legge rimessa al commissario o ai commissari giudiziali, e qui ritorno all'osservazione che ho fatto all'inizio e che indica chiaramente la mia sfiducia sul loro operato. Per quanto riguarda i singoli azionisti o obbligazionisti della ormai deceduta Veneto Banca, possono far valere i loro diritti personali, e quindi in specie per esempio il mancato investimento, il mancato disinvestimento e la perdita di fiducia nel sistema. Quindi lei sta dicendo una cosa specifica: anche in questo terzo filone i risparmiatori possono costituirsi parte civile, contrariamente a quanto emerso finora dalla Procura della Repubblica di Treviso. Beh, non lo dico io, lo dice l'articolo 340 capoverso dell'attuale, continuiamo a chiamarla legge fallimentare anche se la dicitura non è più questa. Oltretutto vi sono precedenti simili, significativi in molti casi. Quindi, riepilogando, se lei avrà mandato, sintetizzando, si costituirà parte civile nella ormai futura imminente udienza preliminare? Ma assolutamente sì, anche per continuità con tutta l'attività che è stata svolta in precedenza. Il primo, chiamiamolo così per comodità, il Consoli 1, che è pendente in Cassazione in attesa di una decisione della Corte Costituzionale che nel frattempo è arrivata, il procedimento penale a carico della società di revisione PwC e del capo della revisione, che sarà trattata nelle udienze del 24 e 25 febbraio prossimo venturo, e quindi per continuità con queste attività, insomma.
Quindi ci sono ancora margini per i risparmiatori per rientrare del capitale investito? Allora, premesso che è intervenuta una cosa importante, che è il fondo indennizzo risparmiatori, e che io ho motivo di ritenere scelta politica conseguente anche alle azioni giudiziarie promosse dai risparmiatori, l'unica azione, a mio avviso, che concretamente può portare a un risarcimento almeno parziale, a un indennizzo del residuo danno, è quella nei confronti della società di revisione, cioè, per capirci. E non è che consoli, gli altri amministratori, sindaci, io non voglio entrare nella valutazione delle singole responsabilità e non sono neppure in condizione di farlo, abbiano capitali tali e sufficienti da soddisfare l'enormità del danno causato. Rimane, come ho detto all'inizio, un'esigenza di giustizia, cioè un processo che va fatto per accertare se vi sono state delle colpe e in che misura queste devono essere sanzionate. Grazie a Cristian Arboita e a Simone Merlo, grazie naturalmente all'avvocato Fadalti. Vedremo come evolverà questa vicenda che purtroppo va avanti da tempo e che non sembra avere mai fine. Abbiamo sentito le parole del procuratore Martani. Cambiamo scenario completamente dalle aule di tribunale a Piazza San Marco, il Carnevale di Venezia, che naturalmente porta con sé tutta una tematica di ordine pubblico con l'istituzione, lo sappiamo, sono in vigore da un paio di giorni, delle famose zone rosse. Allora è in diretta Anna Maria Parisi, che vedo già pronta con i suoi coloratissimi ospiti. Anna Maria, a te. No? Sì, buongiorno Lina, ecco siamo in diretta, sono circondata da queste bellissime maschere con i protagonisti che arrivano direttamente dalla Spagna, da Madrid. Ecco. È una zona rossa questa che contraddistingue questa edizione 2025 del Carnevale, proprio qui in Piazza San Marco e lungo tutta l'area marciana, ma non soltanto zona rossa. Venezia è anche super presidiata, visti gli attentati, l'attentato ultimo che c'è stato in quel di Monaco. Allora il prefetto Darco Pellos ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza che vedono una Venezia presidiata interforze. Infatti abbiamo visto anche con Sandro Ponchio, le cui immagini poi le vediamo in questo momento e riporteremo nel corso della sera dei telegiornali delle diverse edizioni, sia i Baschi Verdi, 56 i nuovi carabinieri arrivati nelle scorse settimane, ma anche agenti della polizia della questura di Venezia e così della polizia locale, che all'occorrenza, in caso di forti assembramenti, decideranno, d'accordo con l'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro, eventualmente addirittura di chiudere delle aree o di renderle da un punto di vista pedonale, diciamo così, a senso unico, soprattutto lungo i ponti. Questo nelle giornate clou del Carnevale che però, come vediamo, è anche festa, divertimento. Allora vediamo proprio ieri sera, giornata 14 febbraio, San Valentino, la prima giornata del Carnevale, che cosa è successo qui in Piazza San Marco, in una bellissima e veramente affollatissima Piazza San Marco con la musica, e poi torniamo ancora insieme qui direttamente sempre in Piazza San Marco. La cultura e i balli francesi della seconda metà dell'Ottocento. Como si fuera esta noche la última vez. Però vivete nelle due città diverse. Ed è un'emozione incredibile, questo credo sia uno dei posti che porta la venezianità.
classic, like a lie. In diretta Lina, stavolta le maschere se ne sono andate, ma sono arrivate due affezionatissime telespettatrici. Ho scoperto direttamente da Treviso Ilenia, buongiorno. Buongiorno. E da Bassano Luisella. Sì. Ecco, ma voi non siete mascherate, come mai Ilenia? No, perché ci gustiamo, diciamo, le maschere e la bellissima Venezia. E domani ci sarà una grande festa nuovamente qui a Venezia, la festa naturalmente dell'acqua con la festa veneziana e la grande parata lungo il Canal Grande con i vogatori vestiti in maschera. Vestiti in maschera, certo. E lei da cosa si vestirà, Lisella? No, io da pipi calze lunghe. È una birichina? Abbastanza. Abbastanza. Insomma, il carnevale, come vedi, riporta sempre il buon umore, ma anche nella soglia della massima attenzione. Quindi ringrazio le nostre telespettatrici, grazie a Sandro Ponchio con le immagini, e la linea torna a te a San Biagio, Lina. Grazie Anna Maria, grazie Sandro Ponchio, grazie naturalmente per queste voci raccolte in Piazza San Marco. Abbiamo parlato di ordine pubblico, di sicurezza, avete visto che piazza davvero affollatissima, naturalmente il carnevale così è, ma c'è questo nuovo strumento delle zone rosse messo in atto dai prefetti non solo a Venezia, ma abbiamo visto Padova, Verona in queste settimane, che sta naturalmente servendo per cercare di contenere episodi di violenza. L'ANSA tra l'altro dà notizia dell'arresto di un soggetto che accoltellò un giovane proprio sul ponte di Rialto. I carabinieri della Compagnia di Venezia hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 18enne straniero senza fissa dimora accusato di lesioni personali aggravate per aver accoltellato un altro giovane nei pressi appunto del ponte. L'episodio è di aprile scorso, il provvedimento è stato eseguito il 12 febbraio ma è stato reso noto oggi. L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica è stata condotta dal nucleo operativo dell'Arma. La vittima, un 23enne di origini straniere, era stata colpito all'altezza del petto. Lite scaturita per la decisione dell'aggredito di non aver acquistato dello stupefacente dall'indagato, di essersi rivolto a un altro spacciatore, per cui capite bene qual è l'ambito in cui spesso e volentieri accadono vicende di questo tipo. Allora, parlavamo di zone rosse ci sono anche a Vicenza, in particolare in occasione del derby Vicenza-Padova che si gioca domani e la città è effettivamente blindata. Alcune zone debutteranno appunto come zone rosse, saranno interdette ad aspati violenti pregiudicati. Anche i bus navetta che trasporteranno le tifoserie avversarie saranno scortati da reparti speciali delle forze dell'ordine. Sentiamo. Tutto è pronto per ospitare il match Vicenza-Padova. Come vedete ci sono già i tabelloni e la segnaletica qui in prossimità dello stadio Aumenti, una delle aree che domani sarà off limits. Dalle 11 di domani, fino a cessate esigenze, non sarà infatti possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Dalle 13 scatterà la chiusura di via Bassano, via Spalato. L'accesso alle due strade, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti. A partire dalle 10 non sarà possibile parcheggiare nell'area parcheggio situata di fronte alla stazione dei treni di Vicenza lungo Viale Venezia. Queste le misure decise sul fronte della viabilità in occasione del derby Vicenza-Padova che si giocherà alle 15. Ma non solo, città che sarà blindata
rafforzata con il potenziamento della sorveglianza e dei controlli, specie nelle zone nevralgiche, e anche attraverso l'istituzione di zone rosse in città, decise dal prefetto, che saranno interdette ad aspati, violenti e pregiudicati in zona Stazione, Campomarzo, alcune vie del centro, l'area di Parco Città e la zona limitrofa allo Stadio Menti. Il tutto alla luce delle storiche rivalità tra tifoserie che in passato sono degenerate in scontri e momenti di tensione anche fuori dal campo. Anche i bus navetta dei tifosi saranno scortati da pattuglie speciali delle forze dell'ordine. E per quanto riguarda la sicurezza proprio nel capoluogo vicentino, torna il degrado sotto il cavalcaferrovia dei ferrovieri. Prima imperava quello legato, diciamo, allo spaccio di stupefacenti e alla prostituzione. Ora sta prendendo corpo una specie di villaggio dei senza tetto, capanne di fortuna e sporcizia, cittadini e commercianti esasperati per la situazione, come ci riferiscono dal posto Daniele Garbin e il collega Andrea Benetti. Siamo a cavallo tra il quartiere di San Lazzaro e dei ferrovieri. Sotto il cavalcavia Ferretto dei Ferretti sta tornando il degrado che un tempo era riservato allo spaccio di droga, alla prostituzione che si ordinava qua sotto, e invece la vecchia amministrazione Rucco aveva fatto repulisti della zona. Vedete ancora che ci sono queste reti metalliche che insomma impedivano l'accesso. Da qualche tempo invece questa zona torna a essere occupata, questa volta da senza dimora, che hanno allestito, come vedete, una specie di piccolo villaggio. Ci sono quei tendoni di nylon, carrelli, biciclette. Questo sta diventando nuovamente un accampamento. In fondo vediamo anche quei vestiti a asciugare al sole. Insomma, una situazione di degrado, soprattutto sociale e fisico, e comunque qui vengono fatti i propri bisogni, vengono buttate le immondizie. A fianco c'è un edificio vuoto che viene occupato, e dall'altra parte il lato verso il quartiere ferrovieri, e diventa una vera e propria discarica. Una situazione che sta allarmando i residenti di entrambi i quartieri, anche perché era stata fatta un'operazione profonda di pulizia. Noi abbiamo sentito cittadini e soprattutto commercianti che conoscono la situazione e si aspettano dal comune un'azione efficace di ripristino. Ecco, sentiamo cosa dicono i commercianti. Non siamo capaci di vedere quella zona messa a posto a dovere, da dire finalmente abbiamo un bel... Invece no, è sempre messo male. Il degrado totale, e vorrei dire anche più avanti nel quartiere, insomma, perché è un punto che la gente vede, per cui siamo messi veramente male. Sembrava che tempo fa fosse messo a posto, invece siamo ritornati sempre al solito problema qua. Perché secondo lei? Manca la segnalazione, le autorità non lo sanno? No, ma noi, io come presidente del quartiere e anche altra gente, segnaliamo sempre che ci sono delle cose da sistemare, tipo quella là, anzitutto, e poi i parcheggi. Continuiamo a ripetere le solite cose, sì, facciamo. Non va mai fatto niente, insomma, il problema è sempre quello. Sempre dove c'è degrado, dove ci sono persone che vivono al limite della città, ai confini con l'assurdo, insomma, c'è sporcizia, c'è il degrado, è quello. Io non ho una casa, non ho un posto dove andare, non ho niente, me ne frego, faccio quello che capita, mangio qualcosa, lo mollo per terra, devo fare i miei bisogni, li faccio dove capita, me ne frego se qualcuno passa, non passa, o se c'è odore, se c'è sporcizia, eccetera, perché tanto io non sono legato al territorio, non faccio parte di questa società, dicono, e quindi è ovvio che non è facile transitare nelle zone in cui c'è questa situazione, perché si ha ovviamente paura. Sentiamo spesso che ci sono persone che vengono rapinate, derubate. Questa dunque, l'avete sentito, la situazione. Una notizia che arriva da Vittorio Veneto invece prima di andare in pubblicità, ce la riferisce il sito di Treviso Today, è di ieri la notizia della chiusura e anche delle lamentele degli esercenti di un locale a Vittorio Veneto, all'esterno del quale si è verificata nei giorni scorsi una rissa, e la questura oggi con un comunicato fa sapere quelle che sono le motivazioni della misura: numerosi interventi dei carabinieri fin da novembre 2023, ma contestualmente
È arrivato anche una presa di posizione della FIPE, quindi l'organismo che segue i locali pubblici dell'Ascom, che chiede un incontro con la Questura. Pochi strumenti a disposizione, dice la Presidente Dania Sartorato, che rileva come vengano assegnate fin troppe responsabilità, fin troppe mansioni, anche in termini di sicurezza naturalmente, a baristi e ristoratori che non si possono sostituire alle forze dell'ordine. Su questo tema in settimana il nostro Cristian Arboita aveva condotto una puntata di Ring proprio su questa tematica, rilevando come sempre più locali pubblici si dotino anche di buttafuori, di guardie private per far fronte al problema. Allora io ringrazio in regia Francesco Ceron, Marco Gagliazzo, andiamo per qualche minuto in pubblicità, torniamo con altra cronaca tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3. Allora, siamo in grado di collegarci in diretta con Biadene di Montebelluna, dove è in corso un affollato, a quel che vedo nella preview, flash mob di protesta per i ritardi al cantiere delle scuole che stanno davvero impedendo a molti bambini di frequentare nella loro frazione la scuola. Cristian Arboit con Simone Merlo in diretta da Montebelluna. Buongiorno Lina, anche da parte di Simone. Siamo in via Feltrina, all'esterno di quella che dovrebbe diventare la nuova scuola di Biadene, un polo capace di mettere insieme i bambini di Biadene con quelli che sono ospitati alle scuole di Pederiva. Un'opera davvero attesa di diversi milioni di euro, che però sembra ferma al palo. Comunque i lavori sono molto lenti. C'è anche un braccio di ferro in corso fra la ditta che sta eseguendo i lavori e il comune di Montebelluna. Però è una situazione che preoccupa, che allarma, che mette in apprensione molti genitori. Questo è il flash mob in corso, un flash mob sit-in, vogliamo la scuola, vogliamo chiarezza, le promesse si mantengono, viva i bimbi, vogliamo la scuola, vogliamo chiarezza, non abbiamo più il campo, almeno dateci la scuola. Loreno Miotto è consigliere comunale a Montebelluna. Perché questa protesta, questo flash mob, Miotto? Questa manifestazione vuole essere un forte appello all'amministrazione e non solo. I genitori, le famiglie, i paesi di Biadene, di Pederiva esige proprio chiarezza. Abbiamo bisogno di questa scuola, una scuola che si presenta nel progetto molto bella, però questo tempo troppo lungo, diciamo, ci dispiace. Quindi è un appello affinché veramente si trovi una soluzione e che in tempi brevi si possa risolvere davvero il completamento di questa importante struttura, non solo per Biadene ma per Montebelluna intera. Voi avete capito qual è il nodo fondamentalmente? Chiedo a lei. Ma il nodo principale è che la ditta contesta alcune carenze progettuali, tant'è vero che hanno depositato presso il Tribunale la richiesta di una verifica tecnica, perché la ditta appunto pretende un ristoro che l'amministrazione contesta. Ecco. L'appalto è partito con alcune difficoltà, cioè nel senso che il cantiere è stato iniziato parzialmente a fine settembre 2021, però l'inizio ufficiale completo è potuto avvenire solamente a ottobre 2022, in quanto c'erano dei problemi di verifiche di ordigni bellici e delle antenne. Ecco. Questo è una scusa, è una verità, sarà il Tribunale poi ad accertare tutto questo. Ecco, quello che noi ci preme è che come consiglieri di minoranza su questo abbiamo chiesto più volte informazioni, ci hanno sempre rassicurato che con qualche ritardo però tutto procedeva regolarmente.
siamo ad oggi, a distanza di oltre 3 anni da quando è stato firmato il contratto, che la situazione si vede lampante, che la scuola ancora ha bisogno di mesi e mesi di lavorazioni. E sì, insomma, stando a quello che si vede, non dovrebbe essere pronta a settembre, quindi per il prossimo 21 anno scolastico. Sì, la scelta dell'amministrazione purtroppo è stata sbagliata fin dall'inizio, infatti adesso la scuola costerà il doppio e la fine dei lavori non si sa quando sarà. Quindi adesso ci troviamo in una situazione in cui il sito è stato, scelto dall'amministrazione senza ascoltare il comitato civico. Il comitato civico aveva raccolto delle firme perché appunto si facesse in un altro sito. Ora adesso il quartiere è senza campo da calcio che era omologato CONI. Noi avevamo proposto altri siti ma non siamo stati ascoltati né noi né il quartiere. Inoltre adesso noi chiediamo all'amministrazione di convocare ufficialmente una commissione dei lavori pubblici oppure un consiglio comunale straordinario per fare chiarezza, perché noi vogliamo vederci chiaro, ma ci sono anche i genitori che sono completamente disorientati. Infatti sono state fatte tante promesse a loro, a distanza ancora di anni non sanno dove iscriveranno dove saranno appunto i loro figli i prossimi anni, e quindi noi pensiamo che debba essere aperto un canale di dialogo anche con i genitori da parte dell'amministrazione. Quindi è un grave elemento di incertezza. Grazie ai consiglieri D'Azzotto e Bressan. Ci sono anche altri consiglieri, poi li sentiremo, però c'è anche la testimonianza di una mamma. Esatto, noi abbiamo iscritto, noi non vogliamo sapere, si arrangerà la giustizia a stabilire qual è la verità, a noi interessa il benessere dei nostri figli. Noi li abbiamo iscritti con l'idea che a gennaio della prima sarebbero entrati in questa struttura facendo un tempo pieno con esperienze laboratoriali, e così non è stato, perché si trova in una struttura vecchia dove non c'è possibilità di fare laboratori e per alcuni bambini più di altri la situazione è pesante. Qualcuno potrebbe dire cambiateli scuola, ma sono bambini di 6-7 anni che hanno creato un ambiente con le maestre, con i compagni, e anche da parte di qualche mamma che è iscritto alla prima dell'anno prossimo si è sentito preso in giro perché la notizia è emersa a fine delle iscrizioni. Quindi noi chiediamo appunto questo, che si tenga conto del benessere dei nostri figli e delle famiglie, perché qualcuno li ha iscritti in questo plesso, anche se più scomodo per le necessità della famiglia, allettato da questo tempo pieno un po' così diverso. Ovviamente avevate fatto legittimo affidamento, vedo signore che scuote la testa. No, assolutamente, avevamo fatto affidamento a questo perché ovviamente l'idea di questa nuova scuola, anche di una modalità diversa di fare scuola, era molto allettante un po' per tutti. Adesso ci troviamo appunto nella situazione in cui i bambini stanno facendo appunto 40 ore in una scuola che non è proprio adeguata a livello proprio di spazi, e quindi ci dispiace. Dove si trovano ora? Al Baracca, quindi è questa scuola che è qua vicino, e quindi sì, noi cerchiamo più che altro magari delle soluzioni anche per il benessere dei bambini, perché sappiamo che probabilmente andrà per le lunghe, e quindi quello è quello che ci preme tanto. Grazie. Il discorso dei parcheggi, lì abbiamo il parcheggio utilizzato ai dipendenti della Geox, che quando il martedì e il giovedì, che ci sono anche le altre classi, è un po' problematico. Le altre classi fanno 2 rientri, e qua il dubbio è come si funzionerà la viabilità. Anche questa è una domanda che abbiamo posto al sindaco e che ancora non ha avuto risposta. Quindi non è una questione solo didattica, è anche logistica, sociale, insomma. Grazie davvero per tutte le vostre testimonianze. Per il momento da Biadene, di Montebelluna, è tutto. Con le immagini di Simone Merlo vi restituiamo la linea. Grazie a Cristian Arboit e a Simone Merlo, grazie naturalmente a tutte le testimonianze che abbiamo sentito su questa vicenda. Al volo dal sito della Tribuna di Treviso una notizia di una persona scomparsa che si sta cercando a Vittorio Veneto. Sono già un paio di giorni purtroppo che la si sta cercando. Vediamo se gentilmente la regia ci può mostrare la schermata del PC. Eccolo qua, sparita di casa, i familiari cercano Mirta, la donna, 56 anni, non ha con sé documenti né cellulare. L'appello: chiunque abbia notizie chiami i carabinieri. Vedete la foto di questa donna scomparsa da casa e di cui si sono perse le tracce.
Andiamo avanti con la cronaca. Dunque, è accusata di tentato omicidio la 46enne che ha aggredito il vicino di casa colpendolo con un paio di forbici da sarta. Siamo a Belluno. L'uomo è un 64enne che ha riportato ferite guaribili in 20 giorni. Il grave episodio accaduto nelle scorse ore davvero ha sconvolto la zona. Una bellunese di 46 anni è reclusa da ieri nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di tentato omicidio. La donna, per motivi sconosciuti al culmine di un violento alterco con il suo vicino di casa, un 64enne di Belluno, avrebbe tentato di soffocarlo coprendogli il volto con un cuscino per poi colpirlo con un paio di forbici da sarta. Il grave episodio è accaduto giovedì mattina nella frazione di Sopracroda a Belluno e l'allarme è scattato alle 10:30 quando una chiamata al 113 ha fatto arrivare davanti alle abitazioni dei due gli agenti della volante della questura e un'ambulanza. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Martino con ferite alle mani e al cuoio capelluto giudicate guaribili in 20 giorni. La donna in stato confusionale è stata portata in questura per essere interrogata. Negli uffici della polizia la 46enne ha accusato un malore e non appena le sue condizioni di salute si sono stabilizzate per ordine del magistrato di turno le è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto si è appreso, il conflitto fra i due vicini di casa sarebbe datato e sembrerebbe derivare da una serie di lunghi contrasti legati a difficoltà personali. Contrariamente a quanto si era saputo nelle primissime ore dell'accaduto, i due non hanno legami di parentela, non sono marito e moglie e neppure fidanzati. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla drammatica escalation scaturita durante l'ennesima violenta lite. Nell'abitazione della 46enne la polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ha sequestrato le forbici usate per l'aggressione e il ferimento del 64enne. Per la difesa della donna, salvo decisioni diverse, al momento è stato incaricato un legale d'ufficio, l'avvocato Massimo Montino del Foro di Belluno. E ora parliamo di ragazzi giovanissimi. È spuntato anche un coltello durante una violenta lite tra due studenti appena 14enni, pensate, a pochi metri dal cancello di una scuola superiore di Monselice nel Padovano. A fermare i ragazzi un docente che poi, d'accordo con la dirigente scolastica, ha chiamato i carabinieri e la prossima settimana è stato convocato un consiglio di classe straordinario. Due nostri studenti sono arrivati a non solo a mettersi le mani addosso, ma anche a minacciarsi con un'arma, con un coltello. Un fatto che è successo fuori dalla scuola, però ecco, noi siamo docenti, educatori che non sono pagati solo con le 18 ore contrattuali, ma lo siamo 360 gradi e 24 ore al giorno. Non ci ha pensato un attimo il docente presente Vincenzo Ficco, vicepreside dell'Istituto Kennedy, che dopo aver calmato la lite tra due 14enni compagni di classe che stavano per entrare a scuola, si è confrontato con i colleghi e la dirigente scolastica che ha fatto intervenire i carabinieri. Per il 14enne che ha tirato fuori il coltello è scattata la denuncia alla procura dei minori per minacce e porto abusivo d'armi, ma la prossima settimana sarà convocato un consiglio di classe straordinario. Una telefonata, quella ai carabinieri, costata moltissimo ad Antonina Volpe, dirigente dell'istituto. Mi è dispiaciuto tantissimo perché sono dei ragazzini, sono dei nostri alunni, noi abbiamo a cuore tutti, però c'era la necessità di mandare anche questo messaggio, cioè qui lavoriamo seriamente, abbiamo cura di tutti, però ci vuole il rispetto per tutti e la violenza non possiamo accettarla, anche se è fuori dal cancello. I due 14enni frequentano la stessa classe, il litigio sarebbe nato per la soffiata fatta da uno dei due al prof di matematica su un'assenza durante il compito. La scuola ha coinvolto nel percorso avviato anche le famiglie. Gli organi competenti della scuola, che sono il consiglio di classe, dovrà affrontare insieme alle famiglie un percorso per capire il senso di quello che è successo e anche per capire che ci sono delle responsabilità da affrontare. 1000 studenti, 9 indirizzi di studio all'Istituto Kennedy di Monselice, dove sono stati avviati vari percorsi di cittadinanza anche in collaborazione con le forze dell'ordine. Noi abbiamo messo in atto con le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale un tavolo di progettazione proprio di educazione alla legalità, di educazione al rispetto reciproco
ed anche delle strutture. Ora una notizia giunta da pochi istanti in redazione: una ventina di appartenenti al centro sociale Pedro hanno fatto irruzione a Prato della Valle, nel cuore di Padova, aggredendo alcuni militanti del movimento Casa Pound aderenti al presidio statico con un banchetto di propaganda politica. Tutti gli aggressori sono stati bloccati dalla polizia e condotti in questura. È accaduto appunto nella mattinata di oggi intorno alle 11:30. Una squadra di 20 militanti, fa sapere la questura del centro sociale Pedro, hanno aggredito i manifestanti prendendoli a pugni e ribaltando il banchetto. È intervenuto il dispositivo che era già presente naturalmente in un'area frequentatissima poi il sabato mattina come Prato della Valle, e appunto il gruppo di aggressori si è allontanato, ma è stato seguito dagli agenti della Digos e le pattuglie hanno poi bloccato gli aggressori, condotti come detto in questura, dove la loro posizione è al vaglio. Dal Padovano a Treviso ruba un furgone per andare in discoteca. Parliamo di un 17enne, in realtà padovano, bloccato dai carabinieri a Castelfranco Veneto e arrestato. Voleva ad ogni costo assistere all'esibizione del rapper Tony Boy in una discoteca di Castelfranco e così la sera dell'8 febbraio ha rubato un furgone dal piazzale di una ditta edile di Cittadella e si è messo alla guida nonostante non avesse ancora conseguito la patente. Protagonista un 17enne straniero residente nel Padovano che non aveva però messo in conto la presenza di una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco impegnata nei controlli proprio in occasione dell'evento in programma nel locale castellano. Hanno visto arrivare questo furgone e nell'intimare l'alt il ragazzo ha inchiodato, è fuggito a piedi ed è stato poi ripreso dopo un lungo inseguimento a piedi appunto da parte dei militari operanti. C'è stata una piccola colluttazione dove per fortuna nessuno si è fatto male, però ecco, insomma, anche questo dà la misura e la cifra di quello che sono poi la percezione dei comportamenti messi in campo da questi ragazzi. Il 17enne è stato arrestato per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato tratto in arresto, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza, dopodiché si è svolta l'udienza di convalida, l'arresto è stato convalidato ed è stato affidato alla comunità. Quella sera stessa, proprio all'interno del locale dove era in programma l'esibizione del rapper, i carabinieri avevano arrestato altri 2 giovanissimi ritenuti responsabili del furto di una collanina strappata dal collo di un 19enne. E ora parliamo di un ragazzo di appena 16 anni a bordo di un monopattino probabilmente rubato. Aveva addosso ben 17 panetti di hashish avvolti in cartine come fossero degli snack. Sentiamo. Aveva addosso quasi 1 chilo di hashish suddiviso in 17 panetti. Un giovanissimo, 16 anni, a bordo di un monopattino probabilmente rubato, stava transitando lungo via Carodoro ad Altivole. Ad un tratto il giovanissimo ha notato lungo la strada un'auto dei carabinieri della stazione di Riese Pio X che voleva fermarlo per effettuare un controllo. Subito ha bloccato il monopattino ed è scappato a piedi. Una fuga durata poco perché i militari dell'Arma lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Il giovanissimo spacciatore aveva avvolto lo stupefacente in cartine che potevano far pensare ad uno snack, così forse da tentare di passare inosservato durante lo scambio della droga con l'acquirente. Il giovane è stato perquisito e addosso aveva 833,90 grammi di hashish, pronto per essere smerciato. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo l'arresto il giovane è stato condotto presso la propria abitazione e affidato ai genitori in attesa della convalida che è arrivata poco dopo. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro. Per il 16enne è scattata la misura cautelare della permanenza in casa. Sono ora in corso nuovi accertamenti per verificare la provenienza sia della droga che del monopattino di cui il minore non ha saputo dimostrarne la proprietà, probabilmente oggetto di furto. E a processo invece la baby gang che terrorizzava le feste nei locali del Montello. Si tratta di 3 maggiorenni e 3 minorenni per i quali procede separatamente la procura per i minori di Venezia.
Si infiltravano nelle feste private, nei locali, nelle discoteche per provocare disordini. L'episodio contestato in questa prima udienza ai ragazzi maggiorenni tra i 21 e i 22 anni è avvenuto l'8 maggio del 2022 alla Montello Country House di Crocetta. Gli imputati sono tutti italiani di seconda generazione. Quella sera avevano innescato l'ennesima lite, poi terminata in una vera e propria aggressione con tanto di rapina. La vittima, un ragazzo a cui sarebbe stato versato il contenuto di un bicchiere addosso. A quel punto sulla pista da ballo avrebbe chiesto agli amici cosa fosse successo, una domanda che ha scatenato tutto. Subito gli imputati lo hanno preso di mira, pronti a picchiarlo. Non solo, ma gli aggressori lo hanno spinto strappandogli la catenina dal collo e provando a togliergli anche l'orologio. Non contenti, hanno anche colpito un amico della vittima che cercava di aiutarlo. Sarebbe stato il DJ che, accortosi di quanto stava accadendo, ha spento la musica ed acceso le luci, facendo disperdere i malintenzionati. I ragazzini sono stati poi identificati proprio grazie alle testimonianze di quella sera e tramite i profili social riconosciuti e denunciati. Per loro è iniziato il processo. Parliamo di furti adesso a Saletto di Breda di Piave. Ladri in azione all'ora di cena non hanno davvero risparmiato nulla. La prima cosa che ci siamo accorti, hanno mangiato le frittelle. Cioè, ridiamo per non piangere. Carnevale ogni scherzo vale, non si direbbe per Antonio e la moglie Anna che si erano assentati dalla loro casa di Saletto di Breda di Piave per portare le frittelle appena fatte alla figlia e ai nipotini. Ci siamo assentati 20 minuti da casa, sono entrato dietro della casa, era fango dappertutto, metà roba l'ha dovuto rilavare tutta la moglie perché era tutta pestata sotto i piedi. Stamattina ho fatto un giro qua sul campo, ho visto delle impronte di piede sulla terra che sembrano piedi piccoli, sarà stata anche qualche donna. Entrati dal retro sfruttando il giardino che da sui campi dell'abitazione hanno forzato l'oscuro con un piccone e con un calcio aperto la finestra. Hanno rubato una lampada, dopo avere un po' di contanti mia moglie dentro in borsa, perché appunto non si è portato via la borsa perché pensavamo di stare via 5 minuti. E siamo arrivati a casa e abbiamo trovato il disastro. Cioè, io dico a questa gente, ma andate a rubare nella casa dei poveri. È la quarta volta che i ladri visitano la casa di via Molinetto. Una volta Antonio, tornato a casa da lavoro per la pausa pranzo, se li ha trovati faccia a faccia. In un caso avevano rubato circa 1.000 euro del denaro destinato alla comunità per disabili che frequentava il fratello di Anna. Questa volta invece bottino misero per i ladri che in casa non hanno trovato nulla. Mi dicono, monta telecamere, già fai fatica a arrivare a fine mese, prendi una spesa di fare montaggi antifurti, telecamere, perché poi dici non ho niente, cosa vuoi che metto telecamere antifurti, però ti viene voglia di metterle su anche per una sicurezza per i familiari che hai a casa. Sembra che ti rubino l'anima, cioè pensi che toccano le tue cose, che il loro DNA di questi mascalzoni ce l'hai in casa. Questa è una cosa che ti fa proprio, cioè, volta stomaco. Noi siamo bene così, siamo felici così, ci toglie questa piccola felicità che abbiamo, che ci accontentiamo di poco. Queste dunque le avete sentito le voci raccolte da Edi Caliman. Ci fermiamo per un altro velocissimo break, torniamo tra pochissimo con nuovi collegamenti e parleremo anche di previdenza con il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone. Ritorniamo in diretta con la nostra prima edizione, bentrovati. Saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno ad Antonio Pone, direttore generale vicario dell'INPS, bentrovato. Bentrovati tutti, grazie per l'occasione. Ecco, allora un trevigiano che riveste appunto un ruolo importante, lo sappiamo, a Roma ai vertici dell'INPS e che ringraziamo perché è sempre estremamente disponibile a venire anche a parlare con i telespettatori di quelle che sono le problematiche legate alla previdenza, ma anche le opportunità, perché ce ne sono tante legate all'istituto. Però noi oggi, direttore, approfittiamo di lei subito perché in mattinata è arrivato un comunicato stampa di Confartigianato Imprese Veneto che denuncia nuove truffe online e chiede di porre l'attenzione alle false email dell'INPS. Non è tra l'altro la prima segnalazione che riceviamo
in questi giorni. Ecco, grazie alla regia possiamo mostrare proprio un esempio che ci è arrivato da un nostro telespettatore, in cui si legge appunto col logo dell'INPS questa comunicazione. In particolare in questo caso la informiamo che il sistema automatico INPS ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare un dato importo, 715 euro in questo caso, non pagati sulle tasse e i contributi del 2022, eccetera eccetera, e chiede di continuare sulla pagina dedicata. È l'ennesima truffa, no, direttore, questa, tanto appunto che anche gli artigiani si rivolgono ai loro anziani e dicono fate attenzione, perché purtroppo magari poi c'è chi cliccando rischia grosso. Allora, quando dico grazie per l'opportunità mi riferisco proprio a questo, perché è l'occasione di sottolinearlo. Di fatto voi fate servizio pubblico, quando sono qui, lo ripeto sempre, è un'opportunità importante, e in questo caso, trattandosi di truffe a soggetti che possono essere deboli o comunque in età avanzata, insomma, è particolarmente odioso quello che si pone in essere. Quindi c'è l'opportunità di spiegare alcuni accorgimenti delle pillole per l'uso, perché poi queste truffe non riguardano ovviamente solo l'istituto, riguardano, come dire, tanti soggetti che vi vengono a cercare apparentemente a casa, via mail o tramite il telefonino, per portarvi a fare certe cose. Chiaramente l'istituto, essendo un soggetto erogatore di prestazioni, oppure che riscuote contributi e che entra sostanzialmente nelle case di tutti i cittadini, in tutte le aziende, è un soggetto, tra virgolette, privilegiato come possibile richiedente dati, informazioni e quant'altro. Quell'esempio che avete prima mostrato, ce l'ho anch'io nel telefonino, è proprio utile per far capire come si muovono questi soggetti, ma anche come disinnescare certe potenziali truffe. Se lo andate ad esaminare, magari se lo potessimo riproporre un secondino, intanto si vede subito, ma ovviamente non lo può cogliere il cittadino comune, che utilizzano un logo e dei caratteri che non sono corrispondenti a quelli dell'istituto. Il logo è il vecchio logo dell'istituto, oggi l'istituto ne utilizza per le sue comunicazioni uno aggiornato, e poi quando si fanno questo tipo di comunicazioni si cerca sempre di portare il cittadino di fatto attratto dalla possibilità di avere un guadagno, comunque una restituzione di somme o una prestazione spesso non meglio identificata, come in questo caso, a fare che cosa? A condividere le informazioni relative al proprio conto corrente e in particolare i codici di accesso. Questo per poter poi queste persone fare loro queste operazioni e come dire, mettersi in condizione poi di stornare queste somme lì dove eventualmente serve loro. Quindi la cautela che si raccomanda in questi casi è di avere molta prudenza. L'istituto non scrive messaggi di questo tipo e non lo fa mai per chiedere coordinate bancarie, tantomeno codici di accesso attraverso qualsiasi tipo di canale. Se si ricevono delle comunicazioni da parte dell'istituto e in qualche modo possono sembrare verosimili, c'è la sede, si va in sede e si verifica il contenuto con un operatore della sede o tramite contact center che, vedrete in tempo reale, vi dirà che la comunicazione che avete ricevuto non ha nessun tipo di collegamento con l'istituto. Senta, è un problema questo comunque, no? A tutti i livelli, delle truffe agli anziani, e penso che voi purtroppo ne siate ampiamente coinvolti, nel senso che venite tirati in ballo come tante altre istituzioni eccetera, ma abbiamo visto un diffondersi purtroppo di questo malcostume. Sì, purtroppo c'è un espandersi di questo tipo di fenomeni. L'istituto riceve via via le segnalazioni e le gira alla polizia postale, con cui c'è un rapporto di collaborazione consolidato. Quello che si cerca di fare è di ripetere, anche sfruttando occasioni come quella di oggi, quali sono appunto le istruzioni da avere, no? Quindi mai agire d'impulso, confrontarsi sempre con qualcuno nel momento in cui si ricevono messaggi di questo tipo, esaminarlo con spirito critico e appena diciamo, ci possa essere la parvenza che lo schema sia quello del tipo beneficio improbabile, no? Però attenzione, non siamo riusciti a pagarti perché non abbiamo i tuoi dati bancari, cortesemente clicca qui e poi lì dentro ci dirai quali sono i dati,
per accedere al tuo conto corrente, ecco lì fermatevi e nel dubbio andate presso una sede e vedrete che gli operatori sistematicamente vi diranno che sono comunicazioni che non hanno nessun tipo di collegamento con l'istituto e che sono solo finalizzate ad avere i vostri dati bancari. Ecco, allora andiamo avanti con i tanti argomenti che abbiamo, perché approfittiamo di averla qui, direttore, per fare il punto. Innanzitutto, in maniera, per quello che è possibile, sintetica, ogni inizio anno, no? Si parla delle pensioni, delle novità. Abbiamo visto che nella nuova legge di bilancio ci sono degli aggiornamenti. La preoccupazione naturalmente dei lavoratori è quella di andare in pensione sempre più tardi e di chi invece già percepisce la pensione di vederla un pochino integrata nel caso siano pensioni magre. Ecco, cosa è stato introdotto in questo senso? Allora, questo è stato un anno, come il precedente, diciamo, di interventi molto modesti in materia pensionistica. Sappiamo quali sono le ristrettezze di bilancio e sappiamo che da questo punto di vista c'è l'esigenza di rientrare più complessivamente dopo gli anni di forti spese anche legate a tutto quello che è stata la gestione dell'emergenza pandemica. Quindi evidentemente è un contesto in cui spazi per riforme pensionistiche di grande respiro non ce ne sono. Invece è, come sempre, stata data attenzione nella legge di bilancio di interventi che vadano a migliorare i trattamenti o comunque a recuperare quello che è l'impatto dell'inflazione. Vi sono novità minori, per esempio chi opera nel settore pubblico che a 65 anni doveva necessariamente di fatto uscire, era il cosiddetto limite ordinamentale, ora può proseguire la sua attività lavorativa arrivando fino a 67 anni, che corrisponde al requisito per la vecchiaia, ma può anche arrivare a 70 anni, quindi il trattenimento in servizio fino a 70 anni per compiti specifici di formazione di nuovi assunti, oppure quando si tratta di competenze che si fa fatica a riconvertire su altri lavoratori. Questo fa parte di un pacchetto che sostanzialmente cerca di dare risposte alle difficoltà di reclutamento che in questo momento hanno le amministrazioni pubbliche. I concorsi, specie in regioni come il Veneto, fanno fatica a trovare un bacino importante di partecipanti e quindi molte amministrazioni fanno concretamente fatica ad assumere. Quindi questa è un po' una misura che è stata utilizzata come ponte per in qualche modo cercare di sopperire. C'è un intervento che va nella direzione, che è un po' un filone più ampio, di espandere l'anticipo pensionistico per le mamme, in particolare estende il periodo massimo di sconto, tra virgolette, che si fa alle mamme, in particolare passando da un limite massimo di 12 mesi a un limite che adesso diventa di 16 mesi, quindi 4 mesi in più, e probabilmente questo tema sarà un tema che verrà ripreso anche in futuro via via. Il cuore della legge di bilancio per quanto riguarda pensioni sono appunto gli aumenti che hanno riguardato innanzitutto l'incremento delle pensioni che hanno un importo pari o inferiore al trattamento minimo. La legge di bilancio lo aveva già fatto nel 2023, questa legge di bilancio del 2025 ripropone l'incremento anche per gli anni 2025-2026 nella misura di 2,2 punti percentuali per il 2025 e 1,3 punti percentuali per il 2026. Viene incrementato anche l'importo della cosiddetta maggiorazione sociale. Cos'è la maggiorazione sociale? È sostanzialmente un incremento del trattamento per coloro i quali sono in condizioni reddituali al di sotto di una certa soglia, addirittura inferiore ai 10.000 euro, e che hanno un trattamento pensionistico, tra virgolette, di importo molto molto basso. È sostanzialmente il cosiddetto incremento al milione, per intenderci. Vi è uno stop invece correlativamente per quanto riguarda la rivalutazione per i pensionati residenti all'estero che abbiano un trattamento pensionistico superiore al trattamento minimo e si prende in considerazione l'importo complessivo delle pensioni in pagamento. Quindi questo è un altro tema che è stato oggetto spesso anche sulla stampa, un po' questo tema dei pensionati residenti all'estero. C'è un provvedimento che li riguarda all'interno della legge di bilancio. Sono stati prorogati una serie di istituti di flessibilità nell'accesso
al trattamento pensionistico, alla pensione. In particolare è stata prorogata opzione donna, che ricordiamolo è un po' quel trattamento dedicato alle donne che hanno un'età di almeno 61 anni e almeno 35 anni di contributi, che se hanno questi requisiti entro il 31 dicembre del 2024, requisiti che possono essere ridotti di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni, diciamo, potranno andare in pensione appunto prima. Alla data della domanda le lavoratrici devono trovarsi in una di queste condizioni: essere un prestatore di assistenza, cosiddetto caregiver, oppure essere loro stesse invalide, oppure licenziate o dipendenti da aziende per le quali è stato costituito a livello centrale un tavolo di crisi. In questo caso il limite diventa 59 anni, il limite di età, ed è indipendente dal numero dei figli. È confermata anche per l'anno corrente pensione anticipata flessibile, cioè la pensione, insomma, nota anche un po' come quota 103, età anagrafica di almeno 62 anni, anzianità contributiva di 41, quindi non è una quota 103, per cui tu devi possedere tutti e due i requisiti e non li puoi mixare tra loro. Viene confermata in toto, nel senso che prosegue, ma prosegue ovviamente con tutte le sue caratteristiche, quindi metodo di calcolo contributivo, importo massimo che non può essere superiore a 4 volte il trattamento minimo e decorrenza che sconta una finestra. Viene prorogata infine anche APE sociale. Ci sono poi ulteriori disposizioni nuove che non sono di immediata applicazione perché richiederanno un DM. In particolare cito la possibilità, per superare lo scalino che spesso è rappresentato per la vecchiaia dal cosiddetto importo soglia, tu devi avere un importo minimo raggiunto con la tua contribuzione per poter andare in pensione, altrimenti resti un po' di più per poterlo in qualche maniera incrementare. Questo importo soglia potrà oggi essere in qualche modo raggiunto ai fini dell'accesso a pensione anche per chi ne dispone, sommando quello che possono essere le rendite che derivano da polizze di previdenza complementari. Quindi facendo la somma di quello che eroga lo Stato più quello che eventualmente uno ha attraverso una polizza di previdenza complementare, se si raggiunge complessivamente l'importo soglia, al momento in cui si raggiunge il requisito previsto per la pensione vecchiaia o per l'anticipata col sistema contributivo, vale come se fosse contribuzione interamente fatta ad INPS. Senta, allora abbiamo detto modifiche relative che non scostano appunto sostanzialmente dalla situazione in una società che, lo sappiamo, invecchia e in una base contributiva che si assottiglia. È preoccupante dal vostro punto di vista, per quello che si può dire, insomma, che la situazione non si scosti di molto? Vi aspettavate magari anche in prospettiva per l'andamento dell'istituto qualcosa di più, oppure per il momento va bene questa prudenza, diciamo? Va senz'altro bene questa prudenza, nel senso che sembra che il governo stia agendo in maniera da tener conto di tutti i fattori che insistono sulla sostenibilità del sistema pensionistico e quindi per esempio l'incremento delle nascite. Abbiamo visto anche prima come c'è un'attenzione alla donna e alla lavoratrice madre. Il tema dell'occupazione femminile, è chiaro che avere più donne che lavorano aumenta il gettito contributivo. Il tema dei giovani, prima iniziano a lavorare in regola, più iniziano a creare le loro basi contributive, ma in generale iniziano a contribuire al sistema. Questi 3 fattori sono i 3 elementi su cui bisogna investire per cercare di avere una sostenibilità del sistema, e una volta che tu hai la sostenibilità del sistema fai un ragionamento eventualmente anche poi di rimodulazione delle flessibilità, tenendo conto di quelli che sono i vincoli di bilancio, ma soprattutto l'aumentare della vita attesa dopo pensione, che ovviamente anche per effetto di una buona sanità in questi anni è notevolmente accresciuto. Quindi da questo punto di vista direi che, fermo restando le rassicurazioni che il Presidente Fava ha dato in ogni occasione sulla sostenibilità del sistema, è corretto che il legislatore stia, cercando di portare il sistema a una sua coerenza interna, e mi aspetto per il futuro molti più interventi proprio appunto sulle lavoratrici madri, ma in generale tutta una serie di meccanismi che vadano a incentivare l'occupazione. Questo è un anno particolare perché il 2024
abbiamo superato la soglia dei 24 milioni di lavoratori attivi, in questo momento l'occupazione va bene anche per effetto di incentivi all'assunzione di altri strumenti, è importante proseguire in questa strada. Ecco, a proposito proprio di incentivi all'assunzione di giovani, voi entrate diciamo in scena anche su questo fronte qui? Assolutamente sì. Allora, veniamo da anni in cui c'è stato un forte ricorso all'incentivazione delle assunzioni. Ovviamente sono incentivazioni molto mirate, cioè l'incentivazione dell'assunzione è sostanzialmente uno sconto sulla contribuzione che il datore di lavoro dovrebbe pagare per un lavoratore che viene assunto. Quindi di fatto si traduce in uno sconto nel costo del lavoro, no? In una riduzione, se vogliamo, extra del cosiddetto cuneo fiscale. Sono interventi importanti perché se andiamo a vedere chi ne ha fruito a livello nazionale e a livello locale, vediamo che dei vari esoneri che ci sono stati negli ultimi anni, noi abbiamo, e questa tabella lo riporta molto bene, complessivamente avuto a livello nazionale 213.000 e rotti aziende che ne hanno fruito e sono stati assunti con incentivi di questo tipo 471.587 lavoratori, quindi sostanzialmente 500.000 di lavoratori. In Veneto, grosso modo, le proporzioni sono quelle, perché abbiamo 24.579 aziende che hanno assunto utilizzando incentivi all'assunzione e sono stati assunti oltre 55.000 lavoratori appunto con questi meccanismi specifici di incentivazione, di sconto sul costo del lavoro. Quindi hanno sicuramente una rilevanza. Il datore di lavoro, se deve assumere, va ad assumere esattamente queste categorie perché porta a casa uno sconto. Quali sono queste categorie? Tendenzialmente sono i giovani, sono le donne e sostanzialmente si insiste in particolare su quella fascia un po' perché i giovani possono arrivare fino a 30 anni con uno sconto strutturale del 50% che è stato confermato anche per il 2025, ma con per esempio l'esonero previsto dal decreto legge coesione lo scorso anno, che è in fase di, di lancio proprio in questi giorni, si arriva agli ultra 35 anni che sono considerati, chi sta fino ai 35 anni e non oltre, quindi si copre anche la fascia tra i 30 e i 35, quindi un'estensione che a questi fini sono considerati giovani. È chiaro che se un giovane oltre i 30 anni diciamo, non è appetibile nel mondo del lavoro, fa fatica a inserirsi, diciamo così, è importante che ci siano gli strumenti che ne incentivino l'ingresso nel mondo del lavoro, perché una volta entrato poi è più facile rimanere dentro. Quindi sono tutti incentivi molto mirati su queste specifiche situazioni. Per quanto riguarda per esempio le donne, il decreto coesione prevede uno specifico incentivo che riguarda sostanzialmente tutto il territorio nazionale per le donne che sono prive di impiego da oltre 24 mesi ed è uno sconto importante perché parliamo del 100% della contribuzione fino a un limite massimo, ovviamente per la durata di 24 mesi e quindi sostanzialmente massimo 650 euro al mese, che è uno sconto importante per un datore di lavoro. Lo stesso dicasi ovviamente per i giovani under 35 che menzionavo poco fa. In alcune zone l'incentivo riguarda anche situazioni in cui la donna sia disoccupata o priva di occupazione da 6 mesi, okay? Oppure in cui ci sia disparità di genere, okay? Nei settori in cui il lavoro è prevalentemente maschile, lì diciamo, se la donna è disoccupata da almeno 6 mesi, lì può esserci il ricorso a questo incentivo. Importante sottolineare un incentivo nuovo per le aziende che operano in settori strategici, perché chi ha meno di 35 anni, quindi di nuovo l'attenzione per i giovani, e avvia una start-up, quindi un'impresa nel settore digitale o nel settore ambientale e che assume a sua volta personale inferiore di età ai 35 anni, ha diritto a uno sconto, anche in questo caso del 100% sulla contribuzione. In questo caso l'incentivo arriva a durare addirittura 3 anni, quindi 36 mesi, e fino sostanzialmente a dicembre del 2028. Quindi parliamo di incentivi su cui
il governo continua a scommettere in una logica di ampliare la base contributiva, ma soprattutto di ampliarla su quelle categorie che dicevamo prima è importante coinvolgere ai fini anche della sostenibilità del sistema pensionistico, e quindi giovani, donne. Certamente, e lo sappiamo bene, insomma lei diceva quindi che questo sta anche seguendo, magari se non sono proprio gli esiti naturalmente di incentivi, sta seguendo un trend comunque in ripresa dell'occupazione, per cui c'è un pochino di ottimismo da questo punto di vista. Ma io direi che il dato sull'occupazione è un dato molto buono, è stato molto valorizzato. Abbiamo detto prima che lo scorso anno è stato superato il tetto dei 24 milioni di occupati, che è un tetto molto importante. Secondo me è un dato che diventa ancora più importante se invece teniamo conto delle difficoltà congiunturali che sono in atto in questo momento. In questo momento noi abbiamo una serie di fattori esogeni che sicuramente appesantiscono la congiuntura. Ormai abbiamo una guerra in Europa che dura da più di 2 anni, con forti impatti, in particolare sul costo delle materie prime e sul costo dell'energia, e quindi sono fattori che impattano direttamente sulle aziende. Abbiamo una situazione internazionale, diciamo così, più complessivamente in fibrillazione. C'è un tema invece in prospettiva, e la prospettiva interessa molto gli operatori economici, perché chiaramente l'incertezza è uno dei peggiori nemici per chi fa attività di impresa, perché invece c'è la necessità di poter programmare, pianificare, avere certezza di fattori economici, costi e prezzi. Quindi la prospettiva, che in qualche maniera in questo momento è un ulteriore punto di domanda, riguarda il tema delle politiche di dazi, quindi politiche tariffarie. Noi siamo un paese importatore ed esportatore, quindi diciamo da questo punto di vista le dinamiche dei dazi ci interessano particolarmente. Siamo un grande esportatore, in particolare anche e soprattutto negli Stati Uniti. Abbiamo una locomotiva alla quale siamo agganciati, che è la locomotiva tedesca, che da un po' di tempo come dire, ha rallentato, e quando rallenta l'economia tedesca non dobbiamo mai rallegrarci, perché noi siamo strettamente interconnessi in termini proprio di sistema industriale all'economia tedesca, e quindi diciamo è solo una questione di tempo che quel tipo di ambito, no, avrà una ripercussione su di noi. Poi soprattutto diciamo, questo è l'anno in cui è emerso chiaramente che nel settore dell'automotive ci sono diciamo, situazioni strutturali importanti di calo di vendita, che probabilmente richiederanno dei ripensamenti anche a livello strategico globale in Europa, e anche questi sono fattori che, come dire, non possono che appesantire il quadro economico. Ecco, in un contesto di questo tipo si registra il dato sull'occupazione dell'anno scorso, ed è un dato che paradossalmente significa che in un quadro così quello che si è riusciti a ottenere è forse anche di più di quello che ci si poteva ragionevolmente attendere. Ecco direttore, allora le chiedo un attimo di pazienza, perché ci colleghiamo in diretta da Longarone con il nostro Lucio Zanato, che è alla fiera dedicata all'edilizia, settore naturalmente comparto importante anche proprio in termini occupazionali, uno di quelli che ha sofferto di più tra l'altro in questi ultimi anni, malgrado i famosi bonus che sono stati introdotti. Lucio, buongiorno a te, vedo che sei con un ospite, a te. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo qui perché stiamo realizzando una nuova puntata di agricoltura, perché parliamo di edilizia e foreste, cioè l'agricoltura che costruisce. In particolare abbiamo seguito questa mattina un interessantissimo incontro legato proprio alla forestazione e alla possibilità per le nostre foreste di entrare nel circuito produttivo, ma la vera notizia che ho per i trevigiani è che qui ho la neopresidente di Longarone Fiere, che è Caterina Carrer, che è trevigiana. Buongiorno Presidente, come si sente in questa veste e soprattutto con il debutto di oggi, perché lei sta debuttando oggi? Sì, oggi diciamo che per così dire è il mio battesimo. Oggi ho tagliato il primo nastro, ne conserverò per sempre un pezzo, diciamo, giusto per ricordare l'emozione di questo momento. Sono molto orgogliosa e molto felice di questa nuova sfida, l'ho accolta con piacere, è evidente. È un percorso che non sarà facile, che sarà difficile, ma
siamo una squadra, siamo 5 persone che hanno formazioni e caratteristiche diverse, ma tutte con grande esperienza, e questo ci consentirà di portare avanti i nostri traguardi, che saranno quello di espandere la Fiera di Longarone oltre al territorio bellunese, Veneto in primis, con le sinergie con altre fiere, piuttosto che anche a livello nazionale e internazionale, per cui ci mettiamo tutto l'entusiasmo che possiamo avere e che abbiamo in questi giorni. Ecco, cosa può portare una trevigiana qui in montagna, qui nel Bellunese? Allora, il Bellunese è una terra magnifica, quindi una trevigiana può portare solo la novità, diciamo, di non essere bellunese in questo contesto. Tuttavia vorrei dire che insomma, è il segno di voler ampliare gli orizzonti di questa fiera. Ecco, allora andiamo sul pratico. Come essere alla pari con realtà come Rimini oppure come Verona? Beh, iniziamo con delle sinergie con queste due fiere. Abbiamo in comune alcune fiere, abbiamo in comune, diciamo, l'obiettivo di espandere, di far conoscere i nostri prodotti anche all'estero, e per cui apriremo, diciamo, un dialogo con queste fiere che ci consentirà di crescere anche a noi. Visione ampia per quanto riguarda le fiere più grandi, ma magari anche una visione più piccola, perché si parla sempre delle fiere del Piave. Qual è la sua visione? Ma la mia visione, le fiere del Piave sono sicuramente delle fiere, diciamo, locali, caratteristiche e molto legate al territorio. Noi vogliamo rimanere legati al territorio, ma vogliamo guardare anche oltre, per cui ben vengano le fiere locali, ma auspichiamo che Fiera di Longarone abbia una, diciamo, collocazione più ampia. Non a caso lei è aperto con costruire, quindi costruire la nuova fiera? Costruire una nuova fiera, che è quello che ho detto stamattina, cioè 5 anni sono passati dall'ultima a costruire, 5 sono le persone volute fortemente dai soci, in particolare dalla Regione, dalla Camera di Commercio e dalla provincia, per costruire la nuova Fiera di Longarone. Senta, poi lei ha la grande sfida Milano Cortina 2026 e voi siete di fatto l'hub che poi porta sulla Cortina. C'è da tremare i polsi? Ma non da tremare i polsi, c'è da lavorare molto, questo sicuramente c'è da lavorare. Milano Cortina la prendiamo come un'opportunità, la vetrina di far conoscere il cambiamento di Fiera di Longarone. Cambiamento che ci auguriamo che già tra un anno, quando partirà praticamente Milano Cortina, si cominci a notare. Senta, se non sbaglio lei è il primo presidente donna di queste fiere, un tocco femminile ci vuole? Ma un tocco femminile, diciamo che le capacità sono sia maschili che femminili, quindi perché no una donna, per ricominciare. Un tocco rosa insomma ci va. Un tocco rosa ci va, grazie. Grazie alla Presidente e con questo ti restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto, grazie all'ospite naturalmente. Direttore, al volo perché ormai abbiamo pochi minuti, il tema delle casse integrazioni. Avevamo visto naturalmente col Covid un'impennata che si sta in qualche modo normalizzando, o che novità ci sono da questo punto di vista? Beh, insomma, i dati per i quali tra l'altro ringrazio i colleghi del Veneto, perché sono stati forniti dal dottor Filippo Pagano, direttore regionale del Veneto, che appunto è molto attivo in questa attività di comunicazione anche all'esterno, dei dati congiunturali e non solo, che può essere utile per tutti, e che commento molto velocemente, sono coerenti col quadro congiunturale che dicevo prima, no? Cioè stranamente l'occupazione tutto sommato dà riscontri positivi in un contesto congiunturale che ha le incertezze e le criticità che ho detto prima, soprattutto sotto il versante del costo delle materie prime. Se guardiamo l'andamento della cassa integrazione, vediamo che dopo gli anni Covid c'è stato il calo del 2022, poi un rimbalzo nel 2023, quindi una crescita che però ecco, nel 2023 è crescita per rimbalzo, se vogliamo dire così. Nel 2024 persiste, e persiste per effetto di quella congiuntura che ho descritto poco fa. Si sta invece riducendo progressivamente anche nel 2024 rispetto agli anni precedenti il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. È quella cassa integrazione che utilizzano le imprese quando fanno dei percorsi di ristrutturazione, e vediamo che complessivamente si sta riducendo, però ci sono andamenti molto diseguali nell'ambito
della regione non abbiamo tempo per approfondire, però diciamo, a seconda dell'anno ci sono delle province che probabilmente in relazione a specifiche aziende di una certa dimensione che vi accedono, diciamo, fanno realizzare... Ed è un dato positivo o negativo che si riduca questa cassa integrazione? Questo è un dato positivo perché, diciamo così, da questo punto di vista più si riduce a volumi fisiologici, più significa che appunto è coerente con difficoltà che sono solo dell'azienda e non più ampie di settore. A livello provinciale l'andamento della cassa integrazione ordinaria, quella diciamo più ricorrente, quella strutturale, stabile, vede soprattutto Rovigo, Venezia e Treviso essere le province che hanno il maggiore ricorso a questo strumento. Un focus io lo farei sul settore della moda, nel senso che lo scorso anno è stato autorizzato, come dire, uno strumento ad hoc, che è uno strumento che di fatto si utilizza solo specificamente su ormai dopo gli anni del Covid, su norma di legge, cioè la cassa integrazione cosiddetta in deroga, perché è un settore che ha una crisi, diciamo, di settore. In realtà ce ne potevamo accorgere guardando anche i dati del 2023, perché già nel 2023 ci accorgevamo che le aziende del settore moda in Veneto cubavano in termini di ore autorizzate il 13% del totale e che se prendiamo complessivamente tessile più confezionamento le ore richieste erano superiori alla media regionale, quindi già lì si vedeva che nella fruizione della cassa integrazione ordinaria c'era un segnale di tensione. Ovviamente nel 2024 diciamo, tutto questo è emerso ancora di più, le parti sociali hanno chiesto un intervento ad hoc, il governo è intervenuto con una cassa integrazione in deroga con 100 milioni a partire in particolare dal secondo semestre dell'anno scorso. In realtà è stata una misura poco utilizzata da parte delle aziende e ci sono delle valutazioni in corso perché probabilmente c'è stato un eccesso anche di reattività, nel senso che nel momento in cui le aziende utilizzano la cassa integrazione in deroga è un momento magari successivo rispetto al momento di esplodere della crisi. Quindi con ogni probabilità questa misura verrà conservata anche nel 2025 e si cercherà anche di facilitare il ricorso da parte delle aziende, ad esempio prevedendo il pagamento diretto della cassa integrazione in deroga da parte dell'istituto e non l'anticipo da parte delle aziende. È un po' lo schema che abbiamo visto nel Covid quando pagava direttamente l'istituto la cassa integrazione in deroga, diciamo, evitando alle aziende di doversi finanziare per anticipare il trattamento ai lavoratori. Sullo sfondo ovviamente questo sarà l'anno in cui probabilmente sentiremo parlare anche del tema automotive in una chiave più o meno analoga. So che alcuni assessorati regionali, tra i quali anche quello del Veneto, su questo sono molto vigili. Se ne stanno già perché c'è l'indotto dell'automotive sì. che ovviamente progressivamente sta entrando in sofferenza mano a mano che i cali di vendite di automobili, no, certo. Si stanno proponendo a livello nazionale ma direi europeo. Niente, il tempo è finito, direttore. Grazie per questa visione generale che ci ha dato. Ce ne sarebbero tanti argomenti, no? E sicuramente i nostri telespettatori interessano perché sappiamo insomma quanto è sentito questo tema. Io la ringrazio naturalmente della sua disponibilità e a presto perché appunto ci tiene aggiornati su quelli che sono anche tutti questi risvolti di cui magari e queste opportunità di cui magari le persone non si rendono conto. Io ringrazio come sempre in regia Francesco Cerona, Marco Gagliazzo. Vi ricordo alle 13:44 l'appuntamento con Agricoltura e a seguire alle 14:30 un grande classico di Dino Risi, la marcia su Roma. Appuntamento ai telegiornali di questa sera, ancora grazie al nostro ospite e come sempre appunto vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.